Buonasera, buonasera dallo studio centrale di Rete Veneta. Questo è Focus Duelli, un nuovo format, come sapete. Rispetto agli altri dibattiti non ci sono 6-8 ospiti che si confrontano, ma ce ne sono due. E questa sera sono Gennaro Marotta dell'Italia dei Valori. Buonasera, buonasera Marotta. a voi. Buonasera. E Alessio Morosin di Dipendenza Veneta. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Anche a lei benvenuti. Ovviamente abbiamo circa un'ora e un quarto di tempo, un confronto all'americana, diciamo così, su temi importanti, e cominciamo subito da quello che dal tema di cui si parlerà soprattutto domani in Consiglio regionale, perché ci sarà domani martedì un Consiglio regionale straordinario convocato proprio per votare la proposta di referendum per l'indipendenza. Allora, Avvocato. Domani è un giorno importantissimo, è una data che può diventare e diventerà storica per il Veneto, in quanto il massimo organo della sovranità, rappresentativo della sovranità del popolo veneto, che è il Consiglio regionale, l'attuale Consiglio regionale, è chiamato a discutere e se lo vuole, e io penso che dovrà volerlo, passatemi questa espressione, vista l'emergenza nella quale ci troviamo, vista l'importanza del tema, discutere di una legge che consenta ai cittadini veneti di esprimersi sul tema dell'indipendenza. Quindi è l'esercizio democratico del voto, nient'altro. In sostanza noi con questo progetto di legge, che domani, ripeto, verrà discusso e auspico approvato dal Consiglio regionale del Veneto, vogliamo che i veneti siano posti nella condizione di poter decidere loro della loro sorte, non che decidano 60 consiglieri regionali per impedire ai cittadini veneti di esprimere un voto. Credo che prima dell'oggetto, dell'obiettivo, che è quello dell'indipendenza del Veneto, sia importante che i consiglieri si interroghino sul fatto che questo momento è un momento di democrazia e quindi chi si oppone al referendum di fatto si oppone all'esercizio di un passaggio, di un atto di esercizio della democrazia che si attua con il referendum, che è la democrazia diretta. Quindi è importantissimo consentire alla gente di votare. Non mi si venga a dire, e mi auguro tanto per lanciare la prima sfida all'amico Marotta dell'Italia dei Valori, che lui è contrario all'indipendenza. Io rispetto la sua opinione perché so che è contrario all'indipendenza, ma gli chiedo di fare un passo in avanti verso la democrazia e di non togliere ai veneti il diritto di esprimersi su questo tema, perché si arrogherebbe una responsabilità che sarebbe politicamente imperdonabile, giuridicamente infondata e comunque socialmente molto pericolosa, perché il momento in cui viviamo è un momento in cui si chiedono scelte decisive per i veneti. Lo Stato italiano, lo vediamo tutti, lo sa anche Marotta, è uno Stato ormai fallito, è uno Stato che sta agonizzando e dimostrando incapacità, inadeguatezza di affrontare le gravi problematiche che attanagliano la vita dei cittadini. Quindi si chiede, io chiedo al mio avversario, al mio duellante, a Marotta: sei contrario all'esercizio di un atto di democrazia? So già che è contrario al referendum, quando ci sarà il referendum voterà no, ed è legittimo, giusto, io difenderò il suo diritto di votare no, ci mancherebbe, è un suo diritto, però come io difenderò il suo diritto di votare no, chiedo a lui oggi, sembra un gioco di parole, di difendere non il mio diritto ma il diritto dei veneti di poter votare, che è ancora più importante. Quindi il voto del Consiglio regionale è un voto per consentire ai cittadini di esprimersi, il diritto di decidere, il Veneto decida. Allora, Gennaro Marotta. Ma mi ha quasi convinto il mio avversario Morosin. No, cominciamo. Bene, io credo che l'assist migliore non me lo poteva offrire il consigliere Marotta, perché effettivamente lui ha toccato il cuore della questione e quindi gli do atto di essere entrato dalla parte giusta del problema. Purtroppo non ne ha visto l'orizzonte, io cercherò di aiutarti a vedere umilmente l'orizzonte. Hai parlato di legittimità, hai detto se è legittimo io lo voto. Io cercherò di dimostrarti in 2 minuti, e non è mia scienza ma è una opinione tra i giuristi più accreditati nella materia, e preciso direttore nella materia, quando parliamo nella materia intendiamo
non soltanto il diritto positivo come prima espressione di natura giuridica, ma il diritto costituzionale e poi il diritto internazionale. Quando Marotta parla di legittimità ha ragione, ma io vorrei chiedergli, ma mi dici dopo, la legittimità di cui tu hai fatto accenno e di cui dimostri di voler dare, alla quale dimostri di voler dare osservanza, e ti capisco, è una legittimità parziale. Tu fai riferimento al diritto costituzionale italiano, quindi un orizzonte limitato, ignorando il fatto che dal diritto costituzionale italiano, dall'articolo 10 della Costituzione, non solo l'articolo 5, si fa un rinvio esplicito, chiaro al diritto internazionale. Quindi, quando tu mi parli di legittimità o illegittimità del referendum, intanto ti do atto che hai usato la parola corretta, perché qualcuno a volte usa a sproposito, dice di illegalità, che è una cosa diversa. Bravissimo, vedi che sei già sulla strada buona, hai i mattoni per costruire la casa dell'indipendenza assieme a me. Quindi si parla di illegittimità o legittimità, non di legalità o illegalità, e non è una distinzione da Legulei. Hai detto bene, quindi sei sulla strada giusta. Se vediamo la legittimità nel suo quadro complessivo al quale rinvia la Costituzione italiana, perché ripeto, l'articolo 10 della Costituzione italiana dice che l'ordinamento italiano, non l'Italia, prima osservazione, ma l'ordinamento vuol dire tutti i poteri, l'esecutivo, il giudiziario e soprattutto il legislativo, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questa testualmente è la frase. Allora un grande giurista, ma basta che vai a vederti un qualsiasi testo di diritto internazionale, ti cito i Conforti, che è quello che usano gli studenti all'Università di Padova, la nostra più grande e prestigiosa università, dice innanzitutto, attenzione, quando dice che l'ordinamento italiano si conforma alle norme, usa un verbo, si conforma, che non lascia dubbi. Conformarsi vuol dire accettare così com'è, non con la riserva di un approfondimento, di una valutazione di eventuale compatibilità o incompatibilità o di altri profili, perché è un diritto superiore e quindi si conforma, o lo accetta così com'è, il diritto internazionale, o lo rifiuta. Si può anche rifiutare. Kim Il-sung della Corea rifiuta il diritto internazionale. Vuoi che l'Italia, la tua Italia, non quella dei valori, quell'altra, entri a far parte di quel consesso di disperati nel mondo, emarginati da tutti, contrari al diritto internazionale? Puoi farlo, anche questo è un tuo diritto, ma io non ci voglio stare. Allora, quando parli di legittimità internazionale, di legittimità, devi fare una valutazione complessiva. Infatti, qualcuno degli cosiddetti, degli esperti che ha fatto parte della Commissione, ha fatto notare che ci sono profili di diritto internazionale che nessuno ha sviscerato, li ha toccati en passant, ma non approfondito, e bisogna chiedere a un internazionalista. Allora, se è vero, come è vero, che l'articolo 10 dice quello che ho detto, che l'ordinamento italiano si conforma, quindi recepisce come tale norme di diritto internazionale, qual è il diritto internazionale? Qualcuno, vedo, cita Carta di Algeri, quella di Helsinki, tutti atti di natura politica, sbagliano, ci sono atti di natura giuridica prima di quelli, e tra tutti il principe degli atti è la Carta dell'ONU, cui l'Italia ha aderito soltanto nel 1955, rendendola esecutiva 2 anni dopo, nel 1957, e l'ha recepita così com'è. E la Carta dell'ONU cosa dice? All'articolo 1,2 e all'articolo 50 riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli, problema che un tempo si riferiva solo ai popoli colonizzati, oggi in modo pacifico, la conferma ce l'hai e poi mi fermo, dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Kosovo, che interessa solo per il punto di diritto in questo caso, dice che si riferisce a tutti i popoli che ne hanno una storia e un diritto. Se hai il coraggio di dirmi che il Veneto non è una storia, io veramente sfodero il mio, la mia spada, e veramente ti porto a conflitto fisico. È la battuta per la simpatia della dialettica con te. Io ti posso rispondere dicendo che se sfoderi la spada vai a finire male. Perché sei più pesante. Sono stato, a parte pesante, sono stato presidente del circolo Scherma Mestre. Mi arrendo solo su questo versante. Che è uno dei circoli più medagliati a livello internazionale, di cui sono stato fiero presidente. Cioè, allora, vedete come sono messi su questa cosa. Diciamo due cose, Marotta. Sul piano politico, intanto, c'è l'esplicita adesione di Zaia.
e Zaia è il capo di una maggioranza di coalizione e non credo che qualcuno voglia andare a casa per non seguire il Presidente della Giunta. Quindi sarà una scelta di responsabilità, quantomeno di governo del Veneto, perché sfiduciare il governatore su una scelta politica così importante che lui ha annunciato di sostenere a spada tratta, senza se e senza ma, mi pare un gesto molto grave e non credo che tornino indietro. Non è una notizia di oggi che l'assessore Sernagiotto ma anche altri sono favorevoli a questo voto, inteso come voto, non come dichiarazione di indipendenza. Spieghiamo sempre questo, perché è fondamentale il punto. Quanto al voto, Marotta, hai posto due questioni che meritano, direttore, di essere controbattute, confutate. La prima è quella che hai detto che ci vuole, a tuo avviso, un parere unanime dei giuristi. Non esiste che ci sia un parere unanime, proprio perché si è creata una commissione. Io non ho detto il parere unanime dei giuristi. No, hai detto questo. Il parere che serve al Consiglio regionale per poter dire facciamo le cose in maniera legittima. Allora, quindi tu sai che uno sarà l'organo, il dirigente, quello che è. L'hai spiegato. Allora, il parere dei giuristi, no, proprio perché sono dei giuristi che esprimono una opinione a contenuto tecnico, diciamo così, no? e non a contenuto politico, intanto ha sviscerato una cosa, se le hai lette io mi auguro che tu le abbia lette attentamente. Ha sviscerato una cosa, che se tu gli poni la domanda e se la sono posta, io avrei preferito che avessero risposto in modo più compiuto e più chiaro a questa, e secondo me se avessero risposto a quella avrebbero anche finito di dare il parere, che era questa. Mi dite voi, giuristi, se è vietato o non è vietato tenere il referendum secondo le norme del diritto interno e internazionale cui l'Italia si rifà? Sì o no? Questa, amico, è una domanda alla quale inevitabilmente giuristi seri, dico seri, che ragionano di scienza e di coscienza, possono rispondere solo no, non è vietato. E allora dei giuristi, io fossi stato in commissione, avevo tentato di dirglielo anche ad alcuni dei componenti e anche a Luca Zaia, che forse non ha colto perché è un profilo strettamente giuridico. Se lui avesse posto la domanda solo, ditemi se è vietato, e loro avrebbero risposto come potevano, non c'erano alternative, non è vietato se si fa una valutazione comparata tra diritto interno e diritto internazionale, loro avevano già finito di dare la risposta. Tutti i problemi successivi rimanevano di natura politica e quelli che hai trattato tu, te li spiego, sono di natura politica. Due ne hai trattati. Quello della commissione giuristi che non può essere unanime perché doveva rispondere solo se è vietato o no, perché nel diritto, viva Dio, tutto quello che non è vietato è consentito, altrimenti siamo nelle dittature. Allora se i giuristi all'unanimità avrebbero risposto come un giurista serio di scienza e di coscienza risponde che non è vietato, allora tutto quello che non è vietato nel mondo del diritto è consentito. Bisogna vedere come attuarlo e qua sono d'accordo, è un passaggio delicato e difficile. Come attuarlo in un contesto italiano dove c'è anche l'articolo 5 della Costituzione che dice che l'Italia è una indivisibile? E qua sono d'accordo a confrontarmi con gli esperti. Ma posso anche dire un'altra cosa, nel momento in cui gli esperti mi hanno risposto che non è vietato, loro non hanno più parola, perché la parola è di sovranità, altrimenti neghiamo anche la sovranità, viva Dio. E allora il popolo che cos'è? Ci va bene quando ci sono le elezioni per prenderlo a raccogliere voti e non ci va più bene invece quando deve essere incaricato di assumersi la responsabilità di scegliere il proprio futuro. E questa è una cosa molto grave di democrazia, di libertà dico. I giuristi potevano fermarsi alla domanda, dire noi rispondiamo se è vietato o no, poi vediamo come, e qua è l'altro aspetto, il come. Il come tu aggiungi una cosa giusta come problema, e io ti do la risposta, quella delle spese, siccome c'è un po' di pusillanimità, non voglio soggettivizzare la questione da parte dei consiglieri perché dicono caspita, se votiamo una legge, poi si viene tenuto un referendum, e la Corte dei Conti, perché ragionate secondo uno schema italiano, comprensibile anche, ci viene a chiedere poi rimborso, io tiro fuori di tasca mia, che sono su 6 milioni di euro che può costare il referendum, che sono chiamato a tirare fuori 100.000 euro, una roba del genere, che vuol dire lo stipendio di un anno. No, perché tu sai che sarebbe a carico di chi vota a favore, tra parentesi. Allora, sì, tra l'altro, tu sei a posto, sei già a Io sarei già... Il principio aspetta che finisco. Allora, siccome la preoccupazione principale, e finisco direttore, pare questa, noi abbiamo
Beh, insomma, io ho capito, l'hai detto tu. Ma è una delle preoccupazioni, detto, ma non è una preoccupazione. Il parere unanime che non ci sarebbe e il voto. Dopo ti ribatto. Dopo mi rimandi. Allora io dico, noi abbiamo già trovato una soluzione, incontrando in tutto il Veneto imprenditori importanti che ormai stanno fallendo e prima di chiudere, gente con 400-500 dipendenti dice viva Dio, piuttosto di chiudere l'azienda, sono disposto anche a tirare fuori 100.000, 200.000, 300.000. Tu capisci, quando ne hai trovati 50, tu le spese del referendum le hai già pagate, ma di più c'è già gente che volontariamente andrebbe a fare il presidente o lo scrutatore nei seggi, e comunque ogni singolo cittadino che è pronto a tirare fuori più di 2 euro che hanno fatto il PD quando facevano le loro raccolte di le primarie cosiddette. Quindi è facilissimo. Noi abbiamo già creato uno strumento, ti do anche un'anticipazione così il direttore lo sa, con un notaio per creare un comitato il quale si fa carico di sostenere tutte le spese del referendum, un comitato che interessa imprenditori, cittadini, chiunque fa. Quindi è una cosa che sarà risolta completamente, nessun onere a carico dei veneti, solo di chi volontariamente vorrà dare. Quindi sei sollevato anche da questo aspetto. Allora, io ti ringrazio, ma non è sicuramente la preoccupazione principale, perché stiamo parlando di politica. Perché tu voti contro? No, ma a prescindere da quello che voto, non è la preoccupazione principale. Non credo che anche gli altri colleghi consiglieri siano preoccupati solo da questo, perché non è questo l'oggetto del contendere. Beh, allora, io ti faccio notare alcune cose. La prima in particolare è che anche quando fu presentata la risoluzione 44, che poi fu discussa il 28 novembre, ci furono addirittura i sorrisetti. Dice, ma che cos'è sta roba? Il diritto all'autodeterminazione del popolo veneto? Anche allora abbiamo problemi più importanti. Sì, è proprio perché ci sono i problemi più importanti che bisogna avere la capacità di assumere scelte importanti, radicali, vorrei dire epocali. L'Italia è fallita, ormai non c'è più nulla da fare, bisogna avere una prospettiva non contro l'Italia, ma perlomeno in favore di questo territorio che sa anche creare una situazione che può essere emulata dall'Italia, può ispirare un cambiamento alle altre regioni d'Italia, può aiutare l'Europa stessa a cambiare. Il 28 novembre, quando è stata presentata la nostra mozione 44 sul diritto all'autodeterminazione, oltre ai sorrisetti mancavano tutti i numeri, caro Marotta, mancavano i numeri. Ma dopo ti aggiungo qualcosa sulla risoluzione. Come domani mancavano i numeri. Però poi è passata perché i consiglieri, di fronte alla responsabilità, alla forza degli argomenti, a quelli che ho cercato di illustrare prima con passione, ma spero anche con un minimo di contenuto, non possono sottrarsi. Non potete sequestrare il diritto dei veneti di votare, questo è il punto. Io non voglio che voi siate indipendentisti, non mi interessa nulla. Può essere anche 60 consiglieri del Veneto, tutti contrari all'indipendenza, indipendentemente da Zaia, tutti contrari, però nessuno può essere contrario al fatto che i veneti esercitino il diritto di voto. Questa è una cosa importante. Quindi non mi stupisco, domani è solo un atto di responsabilità di ogni singolo consigliere. Questo è il punto. Non è una cosa di rilevanza politica. Poi dirmi... È una provocazione veramente da duello questo, mi fai sobbalzare dalla sedia, dimmi che ci sono argomenti più importanti. Sì, ci sono molti argomenti più importanti, il fatto è che se tu non vai fuori dall'Italia, i tuoi argomenti più importanti diventano tragici e irrisolvibili. Mentre attraverso un progetto di indipendenza restituisci a questo territorio le sue risorse, non altre, non vogliamo quelle degli altri, e lo rendi responsabile di un governo, di una sovranità che poi la storia, Marotta, io ho un cognome anche che è tipicamente veneto, non discrimino nessuno perché per noi è veneto chi fa il Veneto, chi vive nel Veneto. Ma via Dio, abbiamo 1100 anni di storia, abbiamo anche un passato di sovranità che ci consente di alzare la testa. Non servirebbe, lo dico sempre negli incontri pubblici, nemmeno la carta dell'ONU. E qualche giurista mi dà conforto, cito per esempio Carlo Lottieri, dice hai ragione, che è un docente di dottrina dello Stato che insegna a Pisa e a Lugano, uno degli esperti che non ha fatto parte della commissione ma che avrebbe meritato, e molti altri. Abbiamo giuristi ed economisti di fama internazionale, filosofi che hanno firmato un manifesto per la libertà del Veneto. Ma di cosa parliamo? È proprio perché ci sono problemi più gravi che bisogna avere la capacità di avere un progetto più grande, che è un progetto che non è contro l'Italia, ripeto, perché da noi non sentite parlare male dell'Italia, non sentite invettive contro il Sud, anzi io credo che la popolazione del Sud può essere solo aiutata da un evento straordinario epocale come quello dell'indipendenza del Veneto. È positivo tutto l'impianto. È fondato su idee chiare, su un qualcosa di costruttivo, che aiuta, che creerà benessere, che rivoluzionerà veramente non solo l'Italia,
in modo positivo, ma anche l'Europa, che altrimenti è mera burocrazia, perché finché tu salvi gli stati territoriali, quelli nati del Risorgimento, questa Italia fallita, farai che ci sia anche un'Europa di sola burocrazia, di elefantismo burocratico. Ormai la burocrazia ha pervaso, invaso, distrutto, annientato, fagocitato le strutture dello Stato. Non c'è più neanche il governo, neanche il Parlamento. Sono delle parvenze di istituzioni, le hanno svuotate. Chi comanda? Sono i burocrati in Italia, come dice Galli della Loggia, i super burocrati, quelli che hanno in mano tutto, che hanno creato questa nefandezza che abbiamo invivibile. E allora vedi, quando io parlo di indipendenza ho uno stimolo, una positività per il cambiamento in modo pacifico, elettorale e democratico, come dici te. Fortunatamente, grazie a questo pensiero condiviso, possiamo avere il coraggio di fare un duello che può giovare alla gente. È un cambiamento che non è contro nessuno, ripeto, ma è per questo territorio che ha mille giustificazioni storiche, territoriali, economiche. La nostra gente sta fallendo, 150.000 sono i disoccupati nel Veneto, 50 suicidi e oltre l'anno scorso. Vogliamo che ancora la gente si impicca? Vai nei bar, senti, ti dicono a settembre non so se tengo ancora aperta l'azienda, ma voi capite, cittadini, imprenditori, lavoratori, perché sono tutti sulla stessa linea di disperazione, che ormai c'è il burrone. E quindi questa idea dell'indipendenza non è contro l'Italia. Parlare di Italia Unita vuol dire fare mistificazione, perché io non sono contro l'Italia, è un paese bellissimo che amo turisticamente, ma non lo ritengo più adatto a governare il mio territorio, la mia gente, la mia fatica. Non è pensabile che qui nel Veneto si arrivi a pagare fino al 68% delle tasse. Me l'ha detto Befera a un incontro qui a Treviso che ha fatto, organizzato da un'associazione importante. Cioè questa è la realtà. Quindi quando tu mi dici ci sono problemi più importanti, io ti dico ho la risposta a quei problemi. L'Italia i problemi più importanti li fa diventare ancora più giganti, irrisolvibili. È fallita ormai, i numeri lo dicono. Un amico mi ha dato, ha detto guarda, per un vademecum sulle notizie relative alle fonti dell'economia, sono 30 pagine di dati, di fallimenti, ma insomma non serve, basta tener conto le agenzie di rating, cosa hanno detto recentemente. Ci hanno messo il debito pubblico e la tripla C, vuol dire che siamo il gradino dopo, vuol dire spazzatura, vuol dire che non saranno più rimborsati i cittadini. Il 28 di dicembre l'Europa ha obbligato l'Italia alla class action per i titoli del debito pubblico con scadenza superiore all'anno, perché c'era il pericolo della spazzatura. Ieri un'altra agenzia, l'altro ieri un'agenzia di rating ha detto fra 6 mesi daremo il giudizio d'Italia, ma se è così dovremo darlo più negativo ancora. Cioè non c'è speranza, il cambiamento è questo, capisci Marotta? Io non ce l'ho con l'Italia, che è una realtà, e con i cittadini italiani, ce l'ho con la burocrazia che ha pervaso tutto, e tu non la vinci mica pensando di operare nell'interno del sistema, devi andare fuori. No, ma vedi, il problema vero è proprio questo, che non si vuole... Io sono stupito perché veramente qua diventa un confronto più vivace. Come posso accettare che tu mi poni il problema in questi termini? È impensabile, cioè, è un discorso del passato, non ha senso. L'Italia va ripensata completamente, innanzitutto guardando per noi a questo territorio e dandogli l'indipendenza, poi il resto da solo prenderà il suo coraggio. Tu mi dicevi la burocrazia bisogna batterla, bisogna vincerla e la politica deve assumersi il ruolo, ma è la burocrazia che gli offre l'assist alla politica. Te ne faccio un esempio: 4 giorni fa, giovedì scorso, la settimana scorsa, in Parlamento sono votati tranquillamente, a dispetto delle dichiarazioni centrodestra e centrosinistra, 18,6 milioni di euro al PDL, 18 milioni tondi al PD, 5 milioni e mezzo alla Lega Nord, 3 milioni al SEL, all'UDC e 1 milione a testa a SEL, Scelta Civica e quant'altro. In barba a tutto, capisci? Questi se ne fregano, è la burocrazia che gli offre l'assist, perché gli hanno detto lo presentiamo come rimborso delle spese vive, cose che avevamo già detto. Il referendum, avete presente che abbiamo votato l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti? L'hanno reintrodotto come rimborso spese, elevandole 10 volte al di là della prova effettiva della spesa. E l'altro giorno, 4 giorni fa, se lo sono distribuito il maltolto, ripeto, con quelle cifre che ho detto, ma hanno fatto anche di più a proposito di burocrazia, addirittura con la complicità di quelli di 5 Stelle. Hanno votato il DURT, oltre al DURC,
il documento unico della regolarità contributiva, abbiamo anche il documento unico della regolarità tributaria con 21 adempimenti a carico di piccole e medie imprese. E tu pensi di risolvere sto Stato? Ma io faccio volare sta sedia se ci credi ancora, perché tu sei una persona vera, sei uno che ragiona, no, io non puoi essere fossilizzato nel sono passato. d'accordo. Marotta, allora ti dirò dove sono sei d'accordo sul diritto di voto, sei d'accordo su questo, non ti voglio iscritto a Indipendenza Veneta perché altrimenti espellerebbero me, anche se sei una persona cordialissima e di stile, però voglio dire, politicamente, vedi che ragionando capisci che è importante rendersi conto che l'Italia non ha più strumenti per uscirne. Non ha più strumenti, e questo, ripeto, non è perché io sono contro l'Italia, non mi sentirai mai dire né Roma ladrona, non l'ho mai detto neanche quando ho avuto un breve periodo di esperienza fino al 98 nella Liga Veneta di allora, non l'ho mai detto, perché non ha senso. Io vedo le cose positivamente, sono abituato a vivere la realtà anche professionale sui problemi, non puoi, prima di tutto il fatto e poi la soluzione, e la soluzione politica, una soluzione che oggi deve essere innovativa. È caduta Indipendenza Veneta. No, è perché io sono vivacissimo e Indipendenza Veneta me la porto nel cuore, quindi potrei anche non tenerla nel simbolo e dopo la raddrizzerò meglio. E comunque, voglio dire, ci sono argomenti seri che inducono a ritenere, a persone serie come sei tu, mi piace veramente il confronto di questa sera perché dimostri di essere leale competitore, ed è la cosa più bella in politica, trovare persone oneste e motivate negli ideali e anche nella volontà di dare risposte. Che l'Italia non ti consente il cambiamento, il debito pubblico è una cosa folle che celano, non siamo in grado neanche di pagare parzialmente gli interessi sul debito pubblico. Il residuo fiscale del Veneto, direttore consenta che lo dica un'altra volta, perché è quello anche che verrebbe recuperato immediatamente. 21,2 miliardi nell'ultimo anno. Se poi ci aggiungi, Marotta, i 9 miliardi di interessi sul debito pubblico procurati dagli altri, fanno 30 miliardi, signori, non milioni, di euro all'anno, divisi 5 milioni di veneti, fanno 6.000 euro a ogni cittadino veneto, dal neonato al centenario se c'è. E una famiglia di 4 persone cosa fa? 6 per 4 fa 24.000 euro all'anno in più, dopo aver pagato tutte le tasse, perché qualcuno a volte me lo dice negli incontri pubblici, mi dice avvocato per forza, bisogna pur pagare le tasse. No, gli dico attento, che sono oltre le tasse che hai pagato per i servizi che ottieni, ti prendono altri 6.000 euro a testa. La famiglia di 4 persone 24.000 euro considerando anche gli interessi sul debito pubblico. Il che vuol dire che in 10 anni ti portano via 240.000 euro, letteralmente rubati. Allora non è pensabile, capisci? L'indipendenza è anche una dichiarazione di difesa, è una forma. Infatti nel diritto internazionale si parla anche di forma di resistenza quando vi è la violazione dei diritti fondamentali della persona. Se non c'è violazione dei diritti fondamentali della persona in una situazione come questa, dove l'imprenditore va in azienda e si suicida perché deve pagare le tasse e non ce la fa, ma in questi giorni, l'altro ieri, quando era venerdì o giovedì, sempre 4 giorni fa, l'onorevole Fassina, un sottosegretario del governo del PD, ha parlato quello che io ho detto da questo studio al dottor Bacialli non più tardi di qualche settimana fa, di evasione per sopravvivenza. Si ricorda che gliel'avevo detto io, per difesa, per sopravvivenza. L'ha detto un ministro, un sottosegretario del governo. Vuol dire che hanno la consapevolezza che non ci sono più le carte da giocare, è fallita l'Italia. O indipendenza o morte, lo dico sempre, caspita, non c'è alternativa. Allora Marotta, abbiamo ancora la seconda parte di Focus Duelli con Gennaro Marotta dell'Italia dei Valori ed Alessio Morosin di Indipendenza Veneta. Allora abbiamo parlato soprattutto della questione che domani il Consiglio regionale affronterà, cioè il referendum per l'indipendenza, ma direi in questa seconda parte di passare ad altro. Morosin, spesso si citano le qualità, gli indubbi meriti degli imprenditori, la locomotiva d'Italia, insomma, che adesso purtroppo è su un binario morto per colpa della crisi. Però, insomma, quando poi noi ci tocca raccontare vicende come quella degli appalti truccati, dei fondi neri, attorno alla vicenda attorno alla questione, all'inchiesta della finanza e della magistratura sul Mose, compare un Veneto che non è diverso da zone d'Italia che spesso il Veneto critica, no? Perché c'è malaffare, ci sono comportamenti che la finanza ha giudicato mafiosi, insomma.
No, lei fa bene a porre l'accento su questo aspetto della realtà che è intorno a noi, perché il Veneto non è immune da gravi violazioni della legalità, soprattutto nel mondo degli appalti e degli appalti pubblici. Il caso del Mose è un caso particolare perché, come sappiamo, il Mose è stato costituito con legge dello Stato, c'è una compartecipazione degli enti locali, del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia che sono interessati, poi della Regione e del Governo ovviamente di Roma. È una situazione un po' sui generis, è come la legge speciale su Napoli a suo tempo, sono leggi speciali. E quindi hanno una storia diversa da quelli che sono gli appalti normali, ma ciò non significa che non debbano rispettare le procedure di legalità. Qui si è creata una situazione anomala proprio perché la realtà era particolare, quella da affrontare, praticamente l'allagamento di Venezia per effetto delle acque alte, e si è creata questa società Venezia Nuova, c'è un'amministrazione, ripeto, a compartecipazione degli enti pubblici, però c'è un responsabile al vertice che è stato per tanti anni l'ingegner Mazzacurati, che ho detto altre volte ho conosciuto, è sempre apparso a tutti una persona degna e non viene meno il giudizio sulla persona, però la confidenzialità con un tipo di responsabilità perdurante per decenni porta inevitabilmente anche la persona più integerrima, più brava, magari animato anche da buone intenzioni, perché non lo escludiamo che l'intento iniziale di certe scelte che appaiono purtroppo di rilevanza penale per lui purtroppo e anche per noi cittadini, perché quelle scelte poi si riverberano inevitabilmente sulle tasche dei cittadini che pagano le tasse, perché il Mose è pagato con i soldi pubblici, diventano di rilevanza penale e quindi ai noi la giustizia, ai lui, non ai noi, fortunatamente a noi la giustizia deve fare la sua parte. Io sono un garantista, ho detto più volte, però la cosa da chiedere immediatamente è che si faccia velocemente il completamento dell'attività istruttoria di indagine su questo caso e velocemente si mandino a giudizio i responsabili giudicandoli. Purtroppo non credo che la giustizia sia in grado di fare questo, quindi avremo un evento Mose che si trascinerà nel tempo, avremo una situazione che rischia di paralizzare anche le opere, peraltro già discusse dal punto di vista tecnico, perché non tutti condividono l'attualità della scelta o l'adeguatezza della scelta o i costi di mantenimento sui quali potrebbero esserci altri interessi poco trasparenti, perché noi sappiamo che questa mega struttura, queste paratie mobili che dovrebbero sollevarsi quando l'acqua diventa più alta, e non sempre, già questo la rende un po' curiosa, vedrà quando molti veneziani o molti stranieri si stupiranno, dice come avete il Mose ancora l'acqua alta? Sì, sarà così, perché il Mose funzionerà solo in certe evenienze e avrà dei costi di manutenzione che sono stimati, da quello che ho sentito io, in modo pazzesco. Si parla di cifre di milioni e milioni all'anno per la sola manutenzione ordinaria. Figuriamoci se poi si rompe una paratia o deve essere, diventano cifre incalcolabili, con il possibile anche in qualche modo rottura dell'equilibrio di quella che è la realtà della laguna, che è una realtà particolare, che ha bisogno dei suoi flussi d'acqua, del suo regolamentazione. Insomma, io credo che la scelta della legge speciale sia superata, forse bisogna anche vederla, non so se questo sia il momento più propizio, perché si sta completando l'opera. Diciamo che ci vuole, anche qua ci vorrebbe una politica capace di dare degli strumenti snelli, una giustizia in grado di essere rapida, credibile, seria nel dare interventi di sanzione laddove vi sono illeciti e soprattutto che non si danneggiano i cittadini, come è stato, se mi è consentito, direttore, col caso di Calatrava, dove veramente si è partiti da un costo dell'opera che era di 800.000 euro secondo l'impresa che ha realizzato la prima struttura, quella più importante, e si è arrivati a milioni e milioni. Soave è stata la risposta del sindaco Cacciari, che ha detto, di fronte alle contestazioni, ha detto ma quella è un'opera d'arte. Grandissimo, grandissimo. Quando la politica si difende in questo modo, io veramente la liquido con una risata. Però abbiamo avuto questa risposta, grande Cacciari, però purtroppo fallimento della politica. Rido per non piangere, voglio dire, se queste sono le conclusioni a cui siamo costretti ad assistere, effettivamente ci vuole Marotta alla rivoluzione. Ha ragione Marotta, e concludo, direttore, a dire che
anche in Veneto vi è una cattiva amministrazione, una pessima amministrazione spesso in molti settori, ma non la cambi finché le leggi sono italiane, Marotta, le leggi devono essere venete. Allora vedrai che non ci sarà più quell'amministrazione, perché io la propongo sempre e sono radicale al massimo, non andrei a ridurre il numero delle leggi, no? Qualcuno ha fatto il falò di un po' di scatoloni vuoti. Bisogna, la pubblica amministrazione deve essere azzerate completamente tutte le leggi, mettendo solo due parole: responsabilità e risultati. Se violi la responsabilità vai in galera, se non fai i risultati vai a casa. Sono stati svuotati. Morgin, cosa ne pensa, insomma, della riforma che adesso Letta sta tentando di portare avanti? Ma io credo che l'Italia veramente si stia manifestando per come è vista all'estero anche ridicola, oltre che poco credibile. Lei accennava alle province dove ci sono due provvedimenti del governo, uno con un decreto, quindi con legge ordinaria, che vorrebbe svuotarne il contenuto per quello che è possibile con legge ordinaria, un altro con una proposta di legge di rilevanza costituzionale per abolirle del tutto. Già questo, un po' come uomo di legge, modestamente, mi lascia molto molto perplesso. Vuol dire che non c'è né strategia né visione, si parla di piccoli emendamenti. Ma se poi nel frattempo leggo sui giornali della settimana scorsa, 4 giorni fa sempre, 3-4 giorni fa, che vorrebbero abolire province e regioni per fare non più 35, 20 regioni, 21 se consideri l'Alto Adige, ma 36 distretti, scorporando, dicendo che molte regioni sono delle conchiglie vuote, una roba del genere, una frase veramente, una locuzione che vorrei sentirmela dire da chi l'ha pensata, soprattutto pensando al mio Veneto. Come può dire una sciocchezza colossale come questa? E come può stampa seria come il Corriere della Sera dedicarci un articolo enorme di un illustre suo collega, giornalista, che si è dilettato a commentare che forse questa potrebbe essere la soluzione del futuro, perché pensano che i cittadini siano veramente stupidi a questo livello. Cioè, come si può pensare di fare 36 distretti invece che disaggregando tutte le competenze, creando nuove realtà che poi diventeranno comunque non inferiori alle regioni? Siamo alla follia, cioè qui ormai non c'è nessuno che abbia più un minimo di credibilità. Se sapessero solo una norma, io dico manca in tutti i codici un articolo, direttore, che è quello che si chiama buonsenso. Ne accennava anche Marotta all'inizio. E in questo senso, in questo duello, qualcosa spero che abbiamo condiviso e mi fa piacere di averlo trovato in lui il buonsenso e spero che lui l'abbia trovato in me. Manca il buonsenso, manca quella elementare visione delle cose che deve ispirare una persona capace di intendere e di volere a fare delle scelte secondo quella che è la spontanea e naturale esigenza di risposta che i problemi devono avere. Non è pensabile diversamente. Invece in Italia il buonsenso pare archiviato. E quindi cosa vuole che le dica sulle province? Non succederà nulla. Il guaio è che avremo delle province che sanno di essere cancellate ma che ancora opereranno, che saranno svuotate però operano. Nel frattempo ci sarà l'incombenza di un progetto di legge costituzionale che non arriverà mai a termini perché ha la doppia votazione dopo 6 mesi con le 2 Camere e quindi arriveremo alla Babele. L'Italia è una Babele, ecco perché, Marotta, devi convenire con me che bisogna tagliare, non perché sono contro, perché io amo l'Italia, te lo ripeto, turisticamente, storicamente, geograficamente, è una cosa bellissima l'Italia, ma non la voglio più come mio governo, non può rappresentare più i miei interessi dei cittadini, non può far del male ancora ai veneti che lavorano, alla gente che soffre e che paga le tasse, questo è il punto. A proposito, pagare le tasse, quando ci dicono che bisogna combattere l'evasione, abbiamo già citato nella prima parte del programma l'evasione di sopravvivenza, basta con questa storia, perché effettivamente l'evasione è quella che si sa, si può anche trovare, qualcuno ha fatto dei bei servizi, anche qualche giornalista serio, bisognerebbe prendere le grandi multinazionali che non pagano un centesimo, e non voglio far nomi perché lo sappiamo a quali multinazionali ci riferiamo, che non pagano un centesimo e però vendono servizi sul territorio, raccolgono pubblicità, però non pagano una tassa, cioè quella è l'evasione, non il poveraccio che magari ha dimenticato di dichiarare 100 euro nella denuncia perché o ha messo la ricetta sbagliata nella denuncia di redditi in detrazione, cioè queste sono cose che fanno solo sorridere, da piccoli burocrati, da Stato fallito. Ormai guardi, c'è una fondazione internazionale che ha stabilito che in materia di libertà economica
mi pare si chiama l'Average Foundation, che ha stabilito che siamo al 92esimo posto nel mondo in termini di libertà economica. 92esimo in Europa prima della Grecia, dopo di noi c'è solo la Grecia. Come puoi pensare di fare cambiamenti, riforme, anche credibili, ma anche se le fai non sono credibili, perché il contesto di questa burocrazia e questo Stato che ormai ha tutti i requisiti della morte. E quindi indipendenza, Marotta, indipendenza o morte, io dico. Da Veneto e da Italia. Molto interessante e molto combattuto. Allora, Morosin, torniamo all'indipendenza, no? Domani c'è questo voto. Direi di chiudere su questo versante. Sì, mi pare che sia il tema di attualità più importante per le ragioni che abbiamo detto. Non è una questione di mail che sono arrivate o meno, come diceva Marotta prima, anzi forse se ne sono arrivate poche è perché molta stampa e quasi tutte le televisioni, tranne questa, non lo dico per piaggeria perché ne sono ospite, ma perché è così, non parla dell'argomento, o ne parla in modo ironico, o in modo superficiale, o in modo incompetente. Questo è anche un aspetto che non tollero, perché non si deve parlare di una materia senza conoscerla. Questa è una esigenza fondamentale, elementare. Quindi conoscete l'argomento innanzitutto, conoscere prima di criticare. Poi se non siete d'accordo io accetto tutto, sono di una visione democratica delle cose, che non ho paura della democrazia, delle opinioni degli altri. Però ripeto, qui non si tratta domani in Consiglio regionale di dire sì o no all'indipendenza, si tratta di decidere se dare o non dare democraticamente l'opportunità ai veneti di esprimersi, di decidere. Il Veneto decida. Le questioni relativamente alle spese del referendum e al parere dei giuristi sono questioni risolvibilissime. Quelle delle spese abbiamo lo strumento che consente di evitare una responsabilità dei consiglieri, che hanno più timore degli altri per un'eventuale azione nei loro confronti. Quella della legittimità, come abbiamo esplorato nella parte iniziale di questa bella serata, è una questione semplicissima. Se si guarda non solo come qua fa qualcuno in modo evidentemente interessato e anche poco corretto, perché bisogna essere così coerenti con la questione nella sua completezza, cioè voglio dire non è solo un problema di diritto costituzionale interno, ma è un diritto che riguarda sia la Costituzione italiana sia il diritto internazionale, ovvero la Carta dell'ONU. Parliamo di diritto internazionale. L'Italia vuol negare che esista il diritto internazionale? I consiglieri vogliono prendersi questa responsabilità? Lo facciano, ma portano l'Italia fuori dal consesso dei paesi civili. Se invece riconosciamo la realtà nella sua interezza, nella legittimità del quadro generale e rispondiamo alla domanda, rispondetevi a questa domanda, cari consiglieri, chiedetevi, è vietato dal diritto interno e internazionale tenere il referendum? Se la risposta è no, come dice un grande principio di diritto, tutto quello che nel mondo del diritto non è vietato è consentito. Le questioni di diritto interno positivo che sembrano di ostacoli sono superabili. Se non c'è una risposta scritta, una legge che lo precisa come superarli, c'è la sovranità popolare. O la rinnegate o la valorizzate. Domani potete valorizzarla. Fate votare i veneti. Bene, Gennaro Marotta. Naturalmente...